bentrovati a Parliamone, a questa nuova puntata che abbiamo intitolato Diplomato, laureato e adesso che faccio? Spesso, finiti gli studi, si avverte un senso di vuoto fin quando si va a scuola. Sappiamo che il nostro obiettivo è quello di studiare, di andare avanti nel miglior modo possibile. Poi però si può anche avvertire un senso di smarrimento. Ne parleremo oggi con Federica Di Liberto, che è la nostra ospite, e do ovviamente il benvenuto anche a Don Bucolo. Quindi, Federica, anche tu hai avuto questo senso di smarrimento? Intanto sei diplomata, sei laureata, stai andando ancora a scuola? Penso di no. Non ti chiedo l'età, però penso che tu i tuoi studi li abbia finiti o comunque li stai completando. Sì, sono laureata alla triennale e sto ultimando il percorso della magistrale. Quindi ancora non sei nella fase dello smarrimento, diciamo, però forse incominci a pensare a quello che potrebbe essere il tuo futuro, incominci a, come dire, pensare cosa farò poi una volta finiti gli studi. E questa è la tua posizione? Decisamente. Iniziata in realtà anche precocemente forse, però sì, decisamente. Intanto, per rompere il ghiaccio, mandiamo in onda un breve filmato che ci è stato mandato, che avete realizzato voi ragazzi, e poi continueremo la nostra discussione. Oggi più che mai la società ci impone di raggiungere dei traguardi che a volte sembrano impossibili e altri sono inutili. Se questo non succede, inizia una vera e propria crisi tra il post-maturità e post-università e anche durante questo percorso e questo tempo. Tanti ragazzi come noi si ritrovano a chiudersi, deprimersi perché non si ritrovano, non si rispecchiano in quello che è giusto. Ma cosa è giusto? Ecco Federica, cos'è giusto? Intanto cosa stai studiando? Studio storia dell'arte. Quindi una materia importante, Don Bucolo, che mette con me, fa immaginare cosa? Un futuro da insegnante? Non lo sai. In realtà io avevo progettato un futuro da dottoranda, ricercatrice, quindi mi sarebbe piaciuto studiare proprio per tutta la vita. Questo già mi sarebbe piaciuto, mi suona come qualcosa che ancora non si sta realizzando e che forse non si realizzerà mai. Ecco, c'è, padre Bucolo, anche questa problematica, no? Quelli che sono i nostri sogni, le nostre aspettative, il nostro anche immaginarci il futuro, ma poi bisogna scontrarsi con la realtà, con le possibilità che il mondo del lavoro ci offre. Non sempre, purtroppo, i ragazzi riescono a fare quello che magari sognano o comunque hanno in mente di fare. Esatto. Allora, io credo il fatto che un giovane universitario come Federica sogni cose grandi è una cosa bellissima. Io mi preoccuperei più di chi non sogna, no? Di quei ragazzi che già partono da perdenti, da gente che non si aspettano nulla della vita e prendono quello che la vita gli dà. Quindi il sognare è legittimo, il sognare è lecito, anzi il sognare proprio indica l'identità, la dignità della persona. Un giovane non può non sognare. Chiaramente il sogno si scontra, o forse è meglio dire si incontra, si incrocia con la realtà, perché è chiaro i sogni hanno bisogno di incarnarsi ed è quello che giustamente sta vivendo Federica in questo momento. Io pensavo così, dovrebbe, perché poi c'è una realtà. Ora questo incrociarsi con la realtà non è una cosa negativa, non è una cosa di disturbo, non deve violentare il suo cuore, ma la porta a entrare dentro e a vedere come possibilmente questo sogno da sogno può realizzarsi. Potrei dire un sogno che, uso un termine a me caro, che vive il mistero pasquale di morte e risurrezione. Cioè se il suo sogno, possiamo dire primario, precoce o il primordiale, non passa attraverso la realtà, non risorge in un nuovo altro sogno che poi realmente si realizza. In questo momento vedo Federica illuminarsi dinanzi alle mie parole, quindi forse
si è ritrovata perfettamente in questo sogno che fa veramente sperimentare una Pasqua da morte e resurrezione. Beh, spiegaci, Federica. Sì, è assolutamente come dice padre Bucolo, cioè io avevo questo sogno molto ambizioso, molto grande, dettato da una passione fortissima. Però è arrivato il momento in cui mi sono effettivamente scontrata con la realtà, con le persone che ti dicono non troverai mai lavoro, non lavorerai mai, non ci arriverai mai. E là effettivamente entri veramente in crisi, perché pensi che allora è sbagliato tutto, perché hai investito forse in qualcosa che è veramente sbagliato. Però poi pensi anche, ma se è qualcosa che io ho voluto così fermamente, può essere sbagliato? Perché gli anni che io ho vissuto all'università e quello che ho studiato, io me lo porto comunque nel cuore. L'ho fatto veramente con tanta passione, con tanta dedizione. Quindi io oggi dico che non è tempo perso. C'è stato un momento in cui ho maledetto effettivamente tutti quegli anni di università perché pensavo che fosse stato tempo perso. Oggi dico di no, perché ho avuto una seconda strada, perché ho avuto l'affetto di tante persone che mi hanno detto ma c'è sempre un'alternativa, non perché non si è realizzato quello che tu sognavi, allora è tutto perduto. Perché non si è realizzato? Cioè è proprio un capitolo chiuso? Cioè tu pensi che veramente è una strada che non si potrà percorrere? In ogni caso, come dici tu, il bagaglio di conoscenza, l'aver studiato e stai continuando a studiare una materia che ti appassiona, quello è un bagaglio, è un tesoro prezioso che tu porterai dentro sempre. Però mi rendo conto che tutto questo poi si deve trasformare in un lavoro e allora lì c'è la crisi. Io ho scelto una facoltà che mi piace tantissimo, però il mondo del lavoro mi darà l'opportunità di fare qualcosa, di mettere a frutto queste mie conoscenze. Questa è la tua crisi, diciamo, del momento, che è iniziata, immagino, già da qualche anno? Sì, questo secondo me è proprio lo scontro col reale, cioè nel momento in cui finisce il momento in cui vivi di sogni e comincia il momento in cui dici però devo fare qualcosa che mi permette di vivere, che mi permette di avere la mia indipendenza, permette di sviluppare la mia vita. Però io ammetto che forse, non so quante persone saranno come me, ho vissuto con troppa rigidità questo sogno. Quindi eri troppo convinta di voler fare questo e non ti lasciavi, diciamo, non lasciavi dentro di te altre alternative, altre possibilità. Dice, io voglio fare questo. Esatto, era questo percorso per fare solo questo. Ah, ecco, basta. Ha scelto questa facoltà perché lei doveva fare solo questo. E allora cosa succede, Don Bucolo, quando invece la realtà ci pone di fronte a degli ostacoli, dei problemi? Ci dice anzi, guarda che non è proprio questa la tua strada perché la società, il modo in cui insomma si evolvono le cose ti dicono non è una strada che spunterà, per dirla in maniera molto molto semplice. E in questo mi piace citare il nostro caro Papa Francesco, il quale quando scrisse la sua prima lettera Evangelium Gaudium, lui ci donò alcuni assiomi, li chiamo proprio assiomi. Fra questo uno che mi è molto caro è il seguente: la realtà è più grande dell'idea. Idea possiamo mettere il sogno, possiamo mettere l'idea della vita, l'idea della nostra realizzazione. Cioè noi a volte, forse quasi sempre, pensiamo che le nostre idee sono più grandi della realtà. In questo caso il sogno di Federica è più grande, più infinito, più enorme di quello che sto vivendo. Papa Francesco, alla fine del Vangelo, ci dice no, la realtà è più grande del tuo sogno. Giustamente, chiaramente Federica in questo momento si trova work in progress. Sì, sta parlando, sta raccontando di sé, sta raccontando che ancora si trova in cammino, si trova insicura. E l'insicurezza, attenzione, è la condizione normale dell'essere umano. Nei giovani forse a maggior ragione,
ma un po' anche per tutti, anche per me sacerdote. Sì, sono prete da 26 anni, ma anch'io vivo stabilmente una condizione di insicurezza. Che significa questo? Che, e qui il consiglio che mi permetto di dare a Federica, quello di avere pazienza, quello di non spegnere mai quella passione che ha nel suo cuore e quello di prepararsi alle grandi sorprese che Dio non le farà mancare. E probabilmente, ma questo magari ne parliamo fra qualche anno, magari se ci incontriamo di nuovo allo studio, vedere cosa poi la vita gli ha regalato, perché la vita è sorprendente. Eh sì, Federica, perché Don Bucolo non fa altro che ripetere che Dio ci vuole felici, per cui e realizzati. Quindi, se questo è il tuo sogno, forse non è la tua strada, quella scelta da Dio, possiamo dire così? Sei arrivata un po' a questa conclusione o la stai prendendo in considerazione adesso? La sto prendendo in considerazione perché sono stata messa su un'altra strada. Allora quindi sì, ho avuto questo cambio di percorso, solo che anche là all'inizio l'ho vissuta con molta rigidità. Era ok, sto facendo questo, ma come piano B, perché in realtà il mio piano A rimane sempre quello. Poi però ti rendi conto che la vita, se ti dona qualcosa, te la dona per un motivo e usualmente te la dona proprio per renderti felice. E io in questa altra strada, che per me all'inizio era solamente un'alternativa, mi sono ritrovata veramente tanto felice. Colpo di scena. Ero io convinta che Federica era proprio in crisi, perché dice io ho scelto una facoltà, avevo in mente di fare un certo lavoro, la strada si chiude, quindi è in crisi. Invece c'è il colpo di scena. E allora ora Federica ci racconterà qual è questa strada alternativa che pensava fosse un ripiego e in realtà ho capito che ti sta rendendo felice. Allora andiamo in pubblicità e ci ritroviamo qui tra pochissimo. Ed eccoci, stiamo parlando con Federica Di Liberto. Il tema di questa nostra trasmissione è: dopo il diploma, dopo la laurea, che cosa si fa? Ci sono momenti che si entra proprio in crisi. Federica ci stava raccontando che ha scelto una facoltà che le piace moltissimo, storia dell'arte, però sognava di fare l'insegnante, insomma di fare una carriera universitaria. Ha capito che non è così semplice e quindi ha pensato, o le si è proposto dinanzi un altro percorso che la sta rendendo felice. Però cosa succede? Succede che anche questa strada comunque è tortuosa, non porta a una strada sicura, a un lavoro sicuro, però il fatto di avere un'alternativa ammetto che mi ha fatto sentire più sicura. Se c'è stato un momento in cui mi sembrava che ovunque io mettessi il piede fosse il vuoto, adesso a me sembra che ogni volta qualcuno mi mette la terra sotto i piedi e questo è veramente molto confortante. Poco fa dicevi, quando mi si è preparata dinanzi questa strada, io l'ho intrapresa però con una certa sofferenza perché pensavo fosse un po' un ripiego. Invece ti vedo piuttosto contenta, però ci sono anche qui tante incognite. Ecco, questa dell'incertezza, Don Bucolo, è proprio un leitmotiv per i ragazzi. Ovunque sappiamo che la loro vita non è semplice, quindi è piena di incognite, piena di insicurezze, di incertezze. Ecco, dove potersi aggrappare? Allora, l'incertezza è un dato reale. Il punto è come i giovani relazionarsi all'incertezza. E qui secondo me gioca un grande ruolo la figura di adulti, di persone che sono avanti a loro perché hanno fatto le loro battaglie, quindi possono condividere le loro storie, possono condividere quanto loro hanno passato e possono anche mostrare come se loro sono riusciti, perché non dovrebbero farcela anche i giovani, no? Quindi a volte la testimonianza di figure adulte diventa da incoraggiamento, diventa anche da esempio, e questo è molto importante. Quindi l'incertezza ci sta, ma la cosa bella è anche
questa creatività, cioè a volte forse noi nel nostro sogno incapsuliamo la nostra persona. Il fatto che una persona poi si scopre di riuscire a fare non una sola cosa, ma un'altra ancora, e anche di ritrovarsi, questo ci mostra come noi non siamo, è come dire un prisma, abbiamo tante facce, che non nega la propria identità, che non nega la propria bellezza, però indica la possibilità che una persona può fare tante cose. Faccio un esempio concreto, scusate se mi cito, io mi trovo a condurre una trasmissione che era fuori dai miei programmi, dai miei desideri, dai miei sogni, ma manco, cioè, completamente. Non ci pensavi? Completamente, anzi ero in forte opposizione, e ritrovarmi qui mi dice a me che, lo dice a me, ma lo dice anche a Federica, lo dice a tutti, è possibile che tu puoi fare una cosa che non pensavi e che poi si realizza nella vita. Quindi non chiudersi in uno schema, ma tutti noi abbiamo non il piano A al piano B, ma direi dal piano A al piano infinito, perché noi siamo immagine di un Dio che è infinito, ed è questa la creatività che ciascuno di noi porta. Quindi essere flessibili, ma anche avere fiducia in Dio, che sicuramente non ci abbandona, potrebbe anche metterci in strade che non avevamo mai immaginato. Don Bucco ha fatto proprio l'esempio della trasmissione, lui ovviamente da sacerdote non ha mai pensato che poteva diventare un ospite fisso di una trasmissione, e invece il Signore l'ha chiamato qui a condurre, a parlare con i giovani. Abbiamo fatto anche un'altra edizione con tantissime altre storie, e quindi a dare il tuo contributo sempre da sacerdote, però in una forma e in un modo, diciamo, una modalità che certamente non immaginavi, non pensavi di fare, o comunque non sognavi, perché il sacerdote pensa di evangelizzare così in parrocchia, incontrando le persone. Non è detto che si debba fare in televisione, ma lo si fa anche. Esatto. Però non era, diciamo, nelle tue... Ad esempio, se dovessi citare una figura biblica che potrebbe stare ad hoc in quanto ci stiamo confrontando, la figura di Abramo. Abramo con Sara sterile, lui vecchietto, abbastanza vecchio, quindi figli zero. In realtà il Signore ha aperto prospettive grandiose, ma, e questa è la storia, non è che il figlio è arrivato subito. Tant'è vero che c'è stata da parte di lui un tentativo tramite la schiava di avere il figlio Ismaele, poi dopo è arrivato Isacco, ma in realtà Isacco è venuto non perché Abramo coronasse il sogno della sua vita di essere anch'io papà. Abramo ha avuto Isacco per diventare padre di una moltitudine di popoli. Cioè la sua paternità, che sembrava un fallimento totale, non aveva nessun figlio, in realtà ha realizzato qualcosa di abnorme, straordinario, grandissimo. Ma io penso che nel dire questo il cuore di Federica riceve tanta luce, tanta gioia, perché sente vero, sente reale, e sente che parla il suo cuore, perché il suo cuore ha bisogno di essere incoraggiata, ma anche illuminata, e del fatto che questo è possibile nella sua vita. Federica, è così? Sì, sempre. Quindi riconosco che effettivamente ancora sono in cammino, ancora io non lo so che cosa mi darà la vita, però sono pronta ad accettarlo, mentre prima non l'avrei accettato, e già questa possibilità è qualcosa di meraviglioso. Sì, tu hai più volte usato il termine ero molto rigida, quindi avevi un'idea, la perseguivi e non ti davi l'opportunità di pensare ad altro, ad non avere una certa flessibilità. Se capisco bene, adesso questo è un po', si è smussato, quest'angolo questo aspetto della tua personalità. Sì, decisamente sì. E cosa ti ha portato a prendere in considerazione altre cose, cioè a modificare un po' questo lato del tuo carattere? Allora, sicuramente tanto dolore, una strada veramente molto difficile, in modo esperienziale il servizio civile, anche là qualcosa che non mi sarei aspettata di fare, capitato per caso,
però è stato il primo sì di tante cose che mi hanno portato per fare tantissime esperienze e io ad esempio non sarei qua a parlare se non avessi detto quel primo sì. Ecco, e quali sono stati questi altri sì? Dopo il servizio civile che ho fatto appunto in una biblioteca, ho continuato con corsi di catalogazione, quindi piccoli lavoretti sempre nell'ambito, e questa è stata la strada, diciamo, che all'inizio trainava poi il grande sogno e che invece mi sono ritrovata a fare con sempre più passione e dedizione, quindi mi ci sono ritrovata veramente, veramente molto bene, e là ho capito che non dovevo lasciare niente indietro, perché forse tutto quello che arriva effettivamente arriva per un motivo. Quindi tu dici cogliere le opportunità. Sempre, assolutamente. Quindi hai scoperto questa tua passione di archivista, possiamo dire questo? Bibliotecaria. Bibliotecaria. Quindi è catalogatrice, sì. È catalogatrice. Quindi sei sempre nel mondo della cultura. Sempre nel mondo della cultura, quindi l'ambito non è cambiato radicalmente, però è anche vero che mi sono data un'opportunità che non pensavo che mi sarei mai data. Ecco, c'è questo essere rigidi a volte, no? Questo escludere quello che non era il nostro obiettivo. Dice no, questa strada mi porta lontano da quello che è il mio obiettivo. Esatto. Poi in realtà si scopre che quell'altra strada è gratificante. Ma se dovessi testimoniare una cosa proprio di adesso, quando abbiamo proposto a Federica di venire qui in studio a fare a dare testimonianza della sua vita, il suo era un no secco. E ci può stare, la comprendo, perché non è facile, perché non è una cosa ovvia, scontata, la telecamera, la televisione, mi vedono tutti. In realtà poi questa sua rigidità incredibilmente si è trasformata in flessibilità, a tal punto che qui è sempre che c'è stato sempre, no? Sì. Quindi questo mostra come ci può stare quella rigidità, perché magari mi ha sorpreso, perché magari non mi aspettavo, perché magari ma sei sicuro, ma io non mi ci trovo, cioè ci può stare, ma questo l'abbiamo tutti. Può essere anche determinazione, cioè una cosa è la rigidità, è una diverso. cosa è essere determinazione nel perseguire quella diventa una dinamicità, esatto. L'aspirazione esatto, che abbiamo. Esatto. In questo caso è una rigidità dinanzi a una novità che si è presentata. La determinazione è chiaro, quella è importante, nel senso che mi si presenta una strada, una situazione, io la perseguo, io non mi abbatto, io non mi tiro indietro, no? Siccome quella cosa ci tengo, mi impegno, faccio la mia parte, non sto a piangermi addosso, io non ce la faccio, non è cosa mia, io mi scommetto totalmente. Quindi io vedo in Federica proprio il simbolo, se così possiamo dire, di una gioventù che può, in questo post maturità o post diploma, la possibilità reale di un qualcosa di grande che possono realizzare per la loro vita, per portare a compimento la loro esistenza. Federica, mi piace che tu finisca la nostra trasmissione con un messaggio ai tuoi coetanei. Il messaggio che vorrei dare ai miei coetanei è che ci sta la crisi post-diploma, post-laurea, perché è normale non sapere cosa fare, è un periodo di transizione e tutti i periodi di transizione, l'80% dei casi fa male e deve fare male perché il cambiamento fa male, però poi si rinasce farfalla assolutamente, più forti di prima, più determinati di prima e con le idee sicuramente molto più chiare. Quindi questa è la tua esperienza, questa è la tua testimonianza, questo è il tuo anche auspicio per quanto riguarda i tuoi coetanei che magari si stanno trovando in questa situazione. Io ringrazio Federica Di Liberto, ringrazio anche Don Bucolo. Potrei aggiungere lo stare nella crisi. Permette di fare questo salto, non scapparla, ma starci con tutto se stesso per poi fare esperienza di quanto Federica ci ha dato. Quindi attenzione ragazzi, non abbiate paura delle crisi. Don Bucolo ci dice state nelle crisi, cercate di capire cosa vi sta dicendo quella crisi e da lì poi rinascere, non adagiarsi e fare le vittime, questo no.
Grazie, grazie a Federica, grazie a Don Bucolo, grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima!